Grazie. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Giornata importante oggi per la Regione del Veneto, per il Consiglio regionale, perché affrontiamo una tematica di estrema attualità e ho l'onore e il piacere quindi di portare all'attenzione pubblica veneta quella che è la tematica che adesso sta interessando, va per la maggiore e che peraltro non è tanto conosciuta. Abbiamo già avuto modo in questa sede di affrontarla, è venuto qualche tempo fa il professor Federico Faggin a tenere una lezione interessantissima e oggi abbiamo un altro grande professionista qui con noi appunto oggi nel affrontare con un determinato taglio che è quello medico. Parliamo quindi con il dottor Riccardo De Gobbi, che è un professionista con una preparazione, una competenza poderosa in termini tecnici, è una persona stimata e apprezzata non solo in ambito medico dagli addetti ai lavori ma dai cittadini, perché possiamo dire senza tema di smentita che ha dedicato la vita alla salute e al benessere dei cittadini veneti nei suoi tanti anni di attività e continua a farlo nonostante la quiescenza che è dispiaciuta un po' a tante persone, però so che continua l'attività. Oggi in particolare presenta una pubblicazione che, come dicevo prima, ha come oggetto principale l'intelligenza, l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito medico. Ed è una pubblicazione questa scientifica che viene realizzata in collaborazione con un altro medico di medicina generale che ha trovato un grande interesse anche a livello internazionale, tanto è vero che è stato tradotto e appunto a livello mondiale distribuito da parte di uno che è quello che possiamo considerare il gigante internazionale della editoria medica. Per capire però e per entrare in medias res e quindi conoscere il testo, che non vorrei spoilerare perché poi questo lo farà il dottor De Gobbi, vorrei solo dare qualche cenno da un punto di vista curriculare per capire chi è il dottor De Gobbi e apprezzarlo anche da più punti di vista. Innanzitutto è laureato in medicina e chirurgia a Padova con il massimo dei voti e con la lode. Ha conseguito 3 specializzazioni, è stato professore a contratto e tutor presso la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità dell'Università di Padova per l'insegnamento di Medicina Generale di Famiglia, ha conseguito il titolo di tutore della Scuola Regionale di Formazione in Medicina Generale della Regione Veneto, ha collaborato a numerosi corsi di formazione per medici di medicina generale, è stato membro del Comitato di Bioetica dell'Università di Padova e del Comitato di Bioetica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nonché membro del Comitato regionale Veneto per la bioetica. È stato anche segretario dell'Ordine dei Medici di Padova per molti anni e ha contribuito anche ad organizzare dei corsi universitari di perfezionamento, in particolare in discipline psichiatriche per medici di medicina generale, oltre ad aver collaborato alla realizzazione di un sito web con altri colleghi avente come tematica principale la demenza in medicina generale. È stato autore poi di numerose pubblicazioni, di libri, di capitoli di libri e di decine anche di articoli. E questo dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista cognitivo. Poi però c'è anche il dottore Riccardo De Gobbi dal punto di vista umano, emotivo della persona, e qui devo dire è stata una grande persona e lo continua ad essere, rimpianto dai suoi assistiti per la sua capacità di entrare in empatia con le persone e per la sua grande umanità. E allora oggi con grande piacere appunto lo ospitiamo in questa sede prestigiosa della nostra regione, del Consiglio Veneto, perché rappresenta uno dei veneti che dà lustro alla nostra regione, a noi veneti, proprio per le grandi qualità che ha. Ed è giusto che venga data l'opportunità di farsi conoscere, di far conoscere il proprio lavoro, perché tante volte non si è profeti in patria, si è conosciuti a livello internazionale e poi magari nella propria terra non si riesce ad avere i giusti riconoscimenti. Allora noi oggi siamo qui presenti proprio per avere questa opportunità di conoscenza. E ringrazio in particolare poi i colleghi che sono presenti qui oggi, e sono il consigliere regionale Arturo Lorenzoni, e il consigliere regionale Roberto Betta,
persone tra l'altro di estrema sensibilità e intelligenza, per cui non mi stupisco che siano presenti qui oggi proprio per sottolineare anche loro il grande lavoro che viene compiuto dai nostri medici, e una volta in più dimostriamo che la nostra sanità è stata formata ed è formata da eccellenti professionisti. Quindi grazie, dottor De Gobi, cedo la parola. Grazie consigliere Venturini. Dopo una presentazione di questo genere mi trovo in difficoltà, perché temo di deludervi, no? Avendo anche così poco tempo a disposizione. Comunque grazie anche al Presidente del Consiglio regionale per l'invito. Inizio dall'ultima considerazione che considero gli obiettivi che ho raggiunto in tanti anni di impegno, il risultato non solo di uno sforzo mio, ma anche di un contesto familiare, ma anche di un contesto regionale, perché il valore dell'impegno, della ricerca, del lavoro continuo, questo l'ho recepito proprio nella cultura del Veneto, regione in cui da secoli, tradizione, insomma, con i miei stessi avi faccio parte. Per evitare di perdere molto tempo, io ho preparato una breve introduzione e poi mi soffermerò delle trentina di diapositive che avevo preparato su alcuni concetti importanti, rendendovi fin d'ora a disposizione di voi tutti per approfondimenti su temi che per forza di cose tratterò in maniera un po' superficiale, no? Come sono nati questi testi? Come sempre un po' per caso, no? L'idea di scrivere un breve manuale sull'intelligenza artificiale e la medicina digitale germogliò nella redazione di un sito che si chiama pillole.org, creato dai medici di famiglia, nel quale il dottor Collecchia Toscano ed io collaboravamo. Collecchia seguiva l'informatizzazione della medicina ed io mi interessavo dell'intelligenza artificiale dal punto di vista delle neuroscienze, perché durante il corso di laurea mi ero appassionato all'aspetto neuroscientifico e psichiatrico. In breve tempo scoprimmo che, pur partendo da differenti prospettive, stavamo giungendo ad analoghe e inquietanti conclusioni, e cioè che eravamo in presenza di un incontrollato progresso tecnologico che stava sviluppando nuovi e eccezionali strumenti, ma stava anche mutando radicalmente non solo la tecnologia, ma anche la produzione del sapere, il sistema di comunicazione mondiale. Se pensiamo, no, al fatto WhatsApp ha creato Meta, ha in mano Google, la dirigenza di WhatsApp, eccetera, eccetera, no? Quindi quel sistema di comunicazione mondiale stava cambiando gradualmente ma inesorabilmente anche i nostri modi di conoscere ed apprendere, e quindi in prospettiva anche le nostre emozioni, i nostri pensieri e le nostre azioni. Questo processo interessa anche la medicina, in particolare la ricerca medica, che specie in USA, in Cina, in Corea, in Giappone, in Gran Bretagna, con impressionante efficienza e precisione sforna in pochi mesi ricerche che con i comuni mezzi richiederebbero anni, se non decenni, e propongono nuove modalità diagnostiche e terapeutiche. L'intelligenza artificiale e la medicina digitale in Italia sono largamente sottovalutate, a partire dai medici e perfino da buona parte dei docenti universitari. Lo dimostra il destino stesso della nostra pubblicazione, che non aveva neanche queste grandi ambizioni a dire il vero. Noi nel 2019 pubblicammo un manuale, qui con la copertina rossa, e lo inviamo al Pensiero Scientifico, che è una prestigiosa casa editrice nell'ambito scientifico, che lo accettò immediatamente perché dice non ci arriva niente, neanche dagli universitari. Ecco, eppure all'estero queste tematiche erano molto seguite, e lo dimostra il singolare destino del nostro manuale, che ha avuto uno scarso interesse in Italia, ma che poi traducemmo anche grazie alla collaborazione di una brava italiana che lavora in USA e che si chiama Elisa Rampin, che la dottoressa Venturini ben conosce, e lo inviamo a un gigante dell'editoria mondiale, l'Elsevier, che ha varie sottosezioni, tra cui l'Academic Press, che è la casa editrice che stampa i libri per la Harvard University, per dire. E anche qui abbiamo avuto una sorpresa, nel senso che ha sottoposto il testo a 2 revisori esperti, in poche settimane hanno espresso parere favorevole, ed ora è disponibile in inglese, in USA, in Europa e in Australia, e vi farò vedere perfino in Giappone, scritto
tutto in inglese, perché i giapponesi non hanno problemi, leggono correntemente l'inglese, mentre noi non leggiamo e non siamo in grado di leggere gli articoli scientifici giapponesi, che spesso sono peraltro molto interessanti. Le diapositive che vado a presentarvi forniscono una sintesi aggiornata di quanto espresso nei 2 libri, quindi chi dovesse leggerli può rimanere un po' deluso, perché alcune cose che qui tratterò lì non sono, perché non erano conosciute, non erano state pubblicate le ricerche in merito. Non mi è possibile per limiti di tempo commentarle tutte, mi limiterò a riassumere alcuni concetti essenziali, scorrendo via via le diapositive, evidenziando il nostro ritardo culturale in questo delicatissimo settore. Le diapositive sono comunque a vostra disposizione per chiunque desideri approfondire. Iniziamo velocemente e direi che ci fermiamo su un concetto essenziale, no? Di questa c'è stata una rivoluzione informatica e tecnologica. Uno dei cardini di questa rivoluzione, voi lo vedete schematizzato, sono le reti neurali, no? Che hanno preso ispirazione dai sistemi neuronali cerebrali, no? E ne sono una brutta copia, però ahimè, giocando sulla velocità, perché la velocità nei circuiti è attorno ai 110 km al secondo, no? E giocando poi sulla logica Fuzzy, che è una logica sfumata, probabilistica, non sono più gli algoritmi di un tempo sì no, ma sono algoritmi sì al 60%, sì al 40% e così via, che quindi riescono a fare delle valutazioni probabilistiche che poi vengono via via integrate. Per darvi un po' un'idea, è importante come concetto per capire di cosa stiamo parlando, voi qui vedete 5 stati, vedete che ogni stato e ogni puntino, praticamente ogni neurone, chiamiamolo così, no? Anche se sono neuroni elettronici, ha interazioni con tutti gli altri, no? Ed ognuno di questi ha alcuni parametri di riferimento. Viene sottoposto a un problema che viene trattato al primo stato, viene inviato al secondo stato, un certo stato di elaborazione, il quale lo invia al terzo, via il quarto, via il quinto, e lo stato finale, ecco, in tutti questi passaggi, ad esempio con 5 stati di questo genere, poi ChatGPT ne ha molti di più, con un semplicissimo schema di questo genere ci sono oltre 1800 possibili combinazioni che vengono emesse dai neuroni, chiamiamoli così, finali, e in base al sistema, agli algoritmi genetici si chiamano, che sono algoritmi prova, errore, correzione, valutazione del risultato, correzione dell'errore, nuova prova, errore, nuova valutazione, correzione, giocano sulla velocità e giocano sulla possibilità che contemporaneamente possono valutare anche miliardi di parametri. Pensate che ChatGPT 3, che è stato superato da ChatGPT 4 ampiamente, noi conosciamo le caratteristiche tecniche di ChatGPT 3, ha 175 miliardi di parametri. Non vi dico altro, quindi la potenza che hanno. Poi brevemente ci soffermeremo anche su ChatGPT 3, che assieme a Gemini e a Bing, no? ChatGPT è di OpenAI, che è collegata a Microsoft. Gemini è di Google, Bing è sempre di Microsoft. Sono i large language model. Cosa significa? Significa che sono stati tarati per una capacità, chiamiamola così, che i computer tradizionali non avevano, e cioè di comprendere il linguaggio. Hanno una straordinaria capacità, comprendono tutte le principali lingue mondiali, l'italiano lo comprendono benissimo, l'inglese è la loro lingua base, per cui chiunque di voi, provate, anche oggi pomeriggio, fa una domanda, ottiene una risposta. Poi sarebbe lungo, se volete ci fermiamo un'ora, vi insegno per quel che posso ad usare ChatGPT, nel senso che a domande fatte male ci sono risposte che possono essere fatte malissime, ma a domande molto precise le risposte sono inquietantemente precise.
Questi sistemi sono stati addestrati e adesso sono superati da ChatGPT 4. Va subito segnalato, è importante, perché prima o dopo anche chi non lo usa lo userà, perché sono talmente comodi. Ecco, un'anticipazione c'è già in Google, nel senso che Google usa Gemini per fare le ricerche e vedete quanto efficaci ed efficienti sono, lo potete constatare da oggi. Ma se imparate ad usarle, attenzione, ci sono due fenomeni. Uno è il fenomeno dell'allucinazione, che è stato verificato, cosiddetta, in realtà non è un'allucinazione, ma sono errori grossolani, dovuto al fatto che lavorando sui linguaggi noi sappiamo che le parole sono a volte ambigue o imprecise, no? Ecco, queste sono macchine che sì, danno anche delle valutazioni probabilistiche, ma sono macchine, non hanno buon senso. Vedremo poi un'altra conseguenza anche inquietante di questo aspetto. Quindi sono macchine che, se voi gli date delle istruzioni non chiare, possono uscire con delle risposte veramente incredibili, no? Ma non è che siano deficienti, tutt'altro, quindi non sottovalutiamole. Quindi le allucinazioni, ma un aspetto molto più inquietante, non possono avere riferimenti etici. Noi sappiamo che anche il più efferato delinquente magari con la madre o con un gatto si commuove, ha un minimo di etica. Loro non hanno etica, o meglio chi li ha programmati gli ha insegnati, se vi chiedono non so, informazioni, aiutami a preparare una bomba Molotov, non danno informazioni, come posso rendere più micidiale la mia pistola automatica, non vi danno informazione. Ma, questo è stato provato e pubblicato, ad esempio un informatico chiese a ChatGPT come migliorare alcuni sistemi di controllo e di allarme. ChatGPT partì dai difetti di questi sistemi che aveva individuato e quindi evidenziò dei punti di debolezza che, se invece che un informatico che apposta testò fosse stato malintenzionato, tranquillamente aveva tutte le nozioni che è. Quindi un mondo che ecco, andiamo velocemente a illustrare alcune delle grandi conquiste, perché ci sono. È possibile, entro certi limiti, a chi ha una anartria, cioè è incapace di parlare, con degli elettrodi che traducono, che registrano le onde cerebrali, e con software basati sull'intelligenza artificiale che traducono queste onde cerebrali in parole, consentire a questa persona di esprimere fino a 1200 frasi. Mentre è già un dato di fatto che hanno anche a Sant'Anna di Pisa, per fortuna, dove gli impulsi elettrici di una persona amputata, impulsi elettrici che arrivano al braccio o all'avambraccio, vengono trasmessi a una protesi dotata di un sistema intelligente che l'impulso elettrico che faceva contrarre il bicipite fa avvicinare la protesi. Questa è una cosa già comune, abbiamo anche in Italia, costosa, eccetera, ma per dire i livelli veramente grandiosi di conquiste. In psicologia e psichiatria, ecco, vi invito a seguire, perché è un ambito interessante ma anche preoccupante, nel senso che c'è una capacità di profilazione delle caratteristiche di personalità e dell'emozionalità dei soggetti, se volete poi vi spiego nei dettagli, che è formidabile. Riesco veramente a profilare e nel contempo sono stati creati, questo dato positivo, dato negativo, dato positivo, sono stati creati dei software che riescono come dire, avere un'azione psicoterapeutica. Questo è stato dimostrato nei disturbi d'ansia e nei disturbi depressivi. Ovviamente è ancora essenziale il ruolo dello psicoterapeuta, dello psichiatra, anche come controllo, ma possono essere un buon supporto. Questo è già stato dimostrato da vari studi. E una discussione a parte richiederebbe il metaverso. Attenzione, il metaverso è un ambiente virtuale ad altissima fedeltà, creato dalla Meta, che è praticamente l'ex Facebook, WhatsApp,
azioni in Google. Allora è formidabile, ad esempio veterani americani tornati dal fronte col disturbo post-traumatico da stress, che hanno sconquassati eccetera, facendogli rivivere, questo hanno già testato, le emozioni in ambiente protetto, hanno un'azione terapeutica. Il problema è che è già possibile disporre di versioni a metaverso, e allora che un adolescente mi vada in questi ambiti qua, magari all'insaputa dei genitori, francamente mi preoccupa, e mi preoccupa molto. In radiologia abbiamo grandiose possibilità. Vi cito che lavorando, allora questo lavoro mi soffermo 2 minuti. Quanto tempo ho ancora, grosso modo? 10 minuti è possibile? Benissimo, cerco anche meno di 10. Allora, per darvi un'idea, iniziò questo lavoro, l'ho un po' approfondito nel 2017. Quindi quando noi neanche sapevamo cos'erano queste cose. Loro con sistemi di intelligenza artificiale hanno esaminato semplici radiografie al torace, quelli che abbiamo tutti noi, di 41.000 persone. Le ha fatte esaminare dall'intelligenza artificiale, la quale ha trovato che con minimi segnali, qui apro una parentesi, qual è il problema di questa intelligenza artificiale? Vedono cose che noi non vediamo. Purtroppo a volte vedono cose che noi non vediamo, perché che gli radiologi non descrivono, perché non sono significative, sono artefatti, quindi c'è un eccesso di falsi positivi, no? E quindi a volte dicono ci può essere un'esagerazione, va controllata, per cui è bene che ci sia anche una supervisione. Però ecco, in questo caso detratti, perché poi fanno le cose bene, scattati i falsi positivi, hanno valutato che la semplice RX al torace forniva un'indicazione prognostica, specialmente in persone anziane, cioè in grado di dire questo per una serie di situazioni cardiopolmonari è a rischio di morire entro 3 anni, entro 5 anni, entro 10 anni. Che funzioni bene, non lo dico io che sono un povero sfigato, ma lo dicono le assicurazioni americane, che stanno facendo fare a tutti gli assicurati anziani la RX al torace, che hanno già comprato il sistema di valutazione. In radiologia insomma è una cosa strepitosa, anche in Europa. In Europa siamo già in grado, questo CESLink è stato approvato dall'Unione Europea, di sostituire i radiologi quantomeno nei referti negativi. Sarebbe già possibile da domani mattina, se Zaia decide, se volete dirglielo. Poi non lo so come la mette con i singattacati dei radiologi, ma non è, nel senso che se lo danno negativo, è negativo, non sbagliano quasi mai, mentre il radiologo può sbagliare. Se lo danno positivo, bisogna valutare, ne valutiamo un po', è possibile ulteriori, ma siamo avantissimo. Dicevo il precedente è 1917, quindi questi che sono della Harvard University nel 2024 cosa staranno facendo? E noi non è che stiamo facendo molti, non sono a conoscenza delle ricerche, adesso stanno tentando di recuperare, però eravamo molto indietro, ecco, questo volevo sottolinearvelo. E quindi è già possibile, questo già approvato l'Unione Europea. Se per caso acquista quest'altro software che è più costoso, chi di voi dovesse fare una risonanza non ha bisogno del radiologo, dopo 20 secondi, mentre ancora si sta mettendo la giacca per uscire, la intelligenza artificiale è in grado di darvi il referto della risonanza. Con questo il software costa un po' di più, ma insomma sono anche piuttosto comodi, no? In cardiologia andiamo alla grande, nel senso che dal semplice elettrocardiogramma, anche a livello di medicina di famiglia, con un software adeguato, valutano anche la pompa cardiaca, la funzione cardiaca, insomma valutano un sacco di parametri su cui non mi soffermo. C'è anche uno smartwatch, ecco, questo non è ancora sicurissimo, non è validato, che allora la persona si mette questo orologio con un software particolare che è più costoso di comuni smartwatch e danno già una valutazione di funzionalità cardiaca. E sempre, ecco, altra cosa, perché è importante, non siamo più a livello di diagnosi, ma siamo a livello della prediagnosi, perché i soliti studiosi americani con i cinesi in mezzo, perché sono i cinesi naturalizzati americani che sono terribili, poi bravissimi eccetera,
Cosa hanno trovato? Hanno trovato che esaminando i tracciati, 907.000 tracciati, pensate che razza di lavoro, ma tanto hanno sistemi di intelligenza artificiale formidabili, gli fa 3/4 del lavoro, il 90% del lavoro glielo fanno loro, no? Mentre noi non siamo altrettanto aggiornati su queste cose, purtroppo. Allora hanno valutato 907.000 tracciati, hanno individuato minime alterazioni che il cardiologo non vede, perché sono minime, c'è un'onda P, un tratto QRS, che predicono se la persona entro 4 settimane avrà la fibrillazione atriale. Anche qui ci può essere un errore, però in qualche modo agendo come prima, cioè dice c'è questa previsione che nella maggior parte dei casi ci azzecca, uno anche si regola. In questo caso siamo addirittura non nella diagnosi anticipata ma nella prediagnosi, no? In ematologia, le leucemie, grande futuro, le anemie si possono diagnosticare con lo smartphone, basta l'applicazione, tira giù, però bisogna tirare giù la congiuntiva, ecco, fa questo sforzo, viene fotografato, inquadra bene, dice da 10,5 a 11 emoglobina. Ecco, un discorso a parte andrebbe sui sensori indossabili, posso riassumerlo in 2 secondi dicendo che praticamente, attenzione, riescono a monitorare tutto. Io starei attento se fossi un politico di spicco, se ti fanno dei regali, perché riescono a mettere dei sensori anche nelle canottiere, veramente nelle mutande, in tutto, e partendo anche dal sudore avere dati è spaventoso. Penso a quello che gli 007, magari tramite un amico di Putin, speriamo che faccia indossare a Putin una serie, perché riescono a monitorare in tempi una grande quantità di parametri, veramente molti. E qui una foto tratta dal nostro manuale sui sensori. Ecco, i sensori danno molti falsi positivi, ecco. Questo è importante. Ecco, ChatGPT è diagnosi più difficili. Allora, medici sempre americani, ma sempre loro, hanno addestrato ChatGPT proponendogli dei casi molto difficili, e quando sbagliava diceva: cretino, hai sbagliato per questo e questo. Allora ChatGPT ha sbagliato un numero ridottissimo di volte, poi ahimè ha imparato benissimo, e adesso, attenzione però, non il ChatGPT che usiamo noi, ChatGPT 4 professional addestrato, no? Nel senso che il professional puoi addestrarlo. Quello che usiamo noi, ecco, quello che usiamo noi però, se poi scendete e aprite, adesso vi chiede di poter salvare i vostri quesiti. Io li ho salvati perché, anche se mi profila non mi interessa, e migliora nelle risposte perché profila la persona, si regola sui quesiti, cioè vi tarano un po', però se io ho anche consentito perché ho visto che migliora la qualità delle risposte. E qui velocemente, non io, ma persone ben più grandi di me, e qui cito 2 o 3 grandissimi neuroscienziati, hanno anzitutto dimostrato che il cervello è plastico, no? Il che è una cosa meravigliosa, ma anche una cosa pericolosa. Plastico vuol dire che può imparare un sacco di cose, ma può anche disimpararle. Questo è un dato fondamentale. Tant'è vero che vi leggo testualmente, perché merita 2 dichiarazioni, uno del Eric Kandel, che per il Nobel della medicina, che scrisse: l'esercizio mentale ci fa apprendere e ricordare anche quando non siamo consapevoli di apprendere e ricordare, cioè il famoso inconscio cognitivo. Sappiamo più cose di quanto siamo consapevoli, che poi utilizziamo a volte bene, a volte non bene, ma qui apriamo un altro discorso molto complesso. E Merzenich è un genio delle neuroscienze, che è stato consulente di varie case nella creazione di questi sistemi artificiali, delle reti neurali, e ha dichiarato, dopo aver collaborato a lungo: attenzione, perché noi pensiamo che rimuovere gli sforzi ed affidarli a un dispositivo sia sempre un vantaggio. Dimentichiamo però che ogni volta che segniamo a una macchina la funzione umana stiamo rimuovendo qualcosa non solo dalla nostra mente, ma soprattutto dal nostro cervello.
teniamo a mente perché è molto importante. Nella medicina territoriale, permettetemi una battuta, se avrò occasione di incontrare il Presidente dirò come mai non siete ancora partiti perché potete fare quello che volete, nel senso, battuta ovviamente provocatoria, però i progressi sono tanti che può partire da domani o da lunedì la telemedicina, ovviamente sulla carta, se c'è la volontà. Cos'è possibile fare? È possibile fare tutto. Supponiamo un paziente anziano viene ricoverato, ultraottantenne, vive solo. Allora, è possibile che il medico di famiglia, che così è obbligato anche a lavorare a un certo livello, segua fin dall'inizio tutto quello che gli viene fatto, perché nel momento in cui entra in ospedale è tutto registrato e trasmissibile se è un atto come dati. Può seguire e concorrere, fra l'altro, al percorso diagnostico terapeutico, che è una cosa non da poco, nel senso che se ha seguito bene e conosce bene, collabora con gli ospedalieri e può dargli anche delle notizie di grandissima utilità. Concorre a preparare la dimissione, famose dimissioni protette, nel senso che uno dei problemi, dimettiamo presto perché c'è un disperato bisogno di posti letto, verissimo, poi l'anziano va a casa con la terapia che faceva in ospedale, si alza di colpo, cade, si spacca il femore e torna. Questo è un classico, succede frequentissimo, no? Quindi è possibile diciamo concordare la dimissione, ma cosa molto più importante, è possibile a casa con i comuni mezzi monitorare pressione arteriosa, ritmo, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione di ossigeno, che sono dati ormai semplicissimi, costa nulla, e trasmetterli in tempi reali, se i valori sono alterati, al medico di famiglia, al medico di guardia medica, al medico del 118, a chi è entrato e agli specialisti stessi che possono gestire da lontano, no? È possibile fare televisite, quindi lo specialista può, una volta che magari è consigliabile, siccome ci sono problemi di artefatti nell'ambito della trasmissione dell'immagine, e a volte magari le trasmissioni possono essere buone, è consigliabile che lo specialista almeno una volta abbia visto in presenza la persona. Però una volta che l'ha visto e che il paziente è a casa, molte cose può farle in televisita. Non solo, il medico di famiglia che si trova in difficoltà può attivare un teleconsulto. Cosa faccio in queste circostanze? E lo specialista può formulare una consulenza assumendosi anche la responsabilità, fra l'altro, perché io ho parlato con colleghi medici famiglia, ma io non mi prendo la responsabilità. Tu nel momento in cui chiedi la teleconsulenza, è lo specialista che si prende la responsabilità, se ritiene, no? E non solo, ma addirittura teleassistenza, cioè sarebbe possibile, anche qualora il medico di famiglia non fosse assente o non si sentisse eccetera, ormai solo con personale infermieristico, perché sono così avanzati questi sensori che fanno tutto i sensori e basta che l'infermiere comunichi allo specialista alcuni dati. E ecco, diciamo che le possibilità sono enormi, come spunto una cosa di cui mi sono sempre meravigliato, no? Ci sono a casa ci sono migliaia in tutta la regione Veneto di persone seguite a casa con le forme della medicina di gruppo, assistenza domiciliare programmata e assistenza domiciliare integrata. Non ho capito come mai la regione in 20 anni che c'è questo non abbia preparato un modello standard di raccolta dei dati. Sono migliaia gli assistiti, ogni medico scrive quello che vuole, in scienza e coscienza, con la massima libertà, creatività del momento, e quindi i dati sono per l'80-90% inutilizzabili. Sto veramente finendo, concludendo. La insufficienza artificiale sta aiutando ricercatori e medici a conseguire risultati molto soddisfacenti in quasi tutti i rami specialistici. Molti opinion leader ritengono pertanto, esprimono pertanto previsioni ottimistiche, sempre che il mondo digitale sia controllato da enti e soggetti preparati ed ineccepibili a livello etico. Purtroppo non è così. Secondo gli esperti di bioetica, gli algoritmi usati nei sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero rispettare i famosi requisiti FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable,
ovvero dovrebbero essere rintracciabili attraverso registrazione di appositi cataloghi, accessibili secondo regole trasparenti e condivise, interoperabili, ossia archiviati in formati standard, leggibili da tutti e riutilizzabili, ovvero impiegati in nuove ricerche quando questo sia necessario. In realtà sono conosciuti integralmente da pochissimi esperti e da loro gelosamente custoditi e utilizzati per motivi di concorrenza. Segnalo che qui ho cercato in italiano e mi sono trovato a mettere come voce bibliografica uno scritto fatto molto bene, che ho solo consultato, della Pontificia Accademia of Life, che è fatto benissimo, mentre non ho trovato niente di simile fatto da autori italiani. E sono uno scettico, non sono un religioso. E concludo veramente, l'ultima. Il travolgente progresso in medicina artificiale, in particolare l'intelligenza artificiale in particolare in medicina, apre nuovi entusiasmanti orizzonti, ma pone anche complessi e inquietanti problemi che richiedono impegno e l'assunzione di responsabilità. Chi gestisce questi nuovi potentissimi strumenti ha enormi potenzialità, ma anche un enorme potere, e nessuno di noi li gestisce, neanche Zaia purtroppo. Sarei contento di gestisse Zaia magari. Noi tutti stiamo sottovalutando questi rivoluzionari progressi, ci limitiamo a stupirci e magari entusiasmarci per l'ultima novità, ma non ci rendiamo conto che nel corso di alcuni anni si è sviluppato un apparato tecnologico efficientissimo e potentissimo, controllato da pochissime persone, credo nessun italiano, i cui fini non sono del tutto chiari e soprattutto non sono al momento verificabili. Dovremmo cercare di acquisire costantemente nuove conoscenze e nuove competenze sull'intelligenza artificiale e in particolare la classe politica, a mio parere, dovrebbe avere un ruolo attivo di indirizzo e di controllo in questo delicatissimo processo tecnologico che muterà sempre più la nostra vita. Questo è il testo in giapponese, solo per, o meglio no, è in inglese, ma... Facciamo un bel applauso, se lo merita. Allora, ringraziamo tantissimo il dottor Riccardo De Gobbi. Quando si parla di intelligenza artificiale se ne parla, è più un'etichetta a mio avviso, poi il contenuto non si conosce. E allora è bene avere dei momenti come questi, avere delle persone che si dedicano per tradurre questa etichetta in contenuti che poi possono essere anche fruibili, perché abbiamo bisogno effettivamente di capire, quando si parla di intelligenza artificiale, di cosa stiamo parlando. Ecco, oggi si è tentato di dare appunto in maniera molto rapida delle nozioni per capire che cosa c'è all'interno di questo libro, che ci ritorna utile per avere un approfondimento. Lo diciamo anche per noi che facciamo attività politica amministrativa, per capire esattamente che cosa sta succedendo al di sopra delle nostre teste, che ha delle ricadute però nella nostra vita quotidiana e che in qualche maniera dovremmo cercare di quantomeno capire, perché di fatto chi tiene un po' le redini sono poche persone, si diceva anche prima, no, poche persone nel mondo che però stanno indirizzando miliardi di persone. E allora grazie veramente di cuore al dottor Riccardo De Gobbi. Grazie a voi per la fiducia. Siamo orgogliosi di avere un nostro concittadino veneto così e dimostrano come i veneti... Sono orgoglioso di essere veneto. Grazie a tutti per la partecipazione.